Allora, io direi di iniziare subito, che abbiamo qualche minuto, siamo già oltre la nostra tabella di marcia. Quindi vi porto il saluto dell'assessore alle attività produttive, l'assessore Bini, per questa iniziativa e insomma, vi accolgo in questa prima giornata della settimana delle start-up innovative. È un'iniziativa che abbiamo pensato, ideato e realizzato insieme al Vitedi, insieme al Polo di Innovazione di Pordenone, insieme a Friuli Innovazione, insieme all'Unicorn Trainer Club, che si occupa è appassionato di innovazione e si occupa di sviluppo dell'ecosistema per le start-up, e insieme a tutti i cluster della nostra regione e al club delle start-up. Io voglio ringraziare in particolare Cinzia Sut ed Elisa Micelli per l'attività di organizzazione puntuale che hanno fatto e che ci consente di arrivare qui con una scaletta di lavori ben chiara. Qual è la filosofia di questa iniziativa? La filosofia è rispondere a un fabbisogno che ci è arrivato durante il lockdown da molte aziende strutturate della nostra regione, più possiamo chiamarle dei settori nostri di specializzazione tradizionale, che ci hanno chiesto di essere messe in contatto o di conoscere meglio le start-up innovative della nostra regione, perché potrebbero dare delle idee e degli strumenti che in un'ottica di open innovation potrebbero essere utili a sviluppare innovazioni, ma anche ad affrontare quelli che sono, diciamo, quello che è il nuovo new normal che ci aspetta dopo la fase di emergenza acuta legata al Covid. Quindi nuovi mercati, nuova necessità di reinterpretare i processi produttivi, nuove modalità di lavoro, nuove modalità di organizzazione del lavoro, tutta una serie di scenari che rendono necessario alle imprese di potersi avvalere anche di competenze che sono al di fuori della propria organizzazione aziendale, ma sono vicine a noi perché sono presenti sul nostro territorio. Quindi con questa filosofia iniziamo questo ciclo di incontri ogni giorno alle 5 di pomeriggio, mezz'ora dedicata a presentare 3 start-up innovative. Ricordo che noi abbiamo dato la disponibilità e chiesto l'adesione ad ognuna delle nostre 240 circa start-up innovative della Regione, grazie alla preziosa collaborazione delle Camere di Commercio che attraverso i dati camerali ci hanno consentito di fare un contatto molto, molto rapido e molto efficace con tutte le start-up innovative che, come sapete, sono iscritte a una speciale sezione delle Camere di Commercio. Andiamo quindi subito a presentare le 3 start-up di oggi, che sono MyNet, Aga 4.0 e Feature Jam. Io non ve ne dico niente perché è proprio a loro che spetta di farsi conoscere con l'ottica di farsi utilizzare. E quindi chiedo subito a Emanuele Ceschia di MyNet di condividere la sua presentazione e aiutarci a capire che differenza fa con il solito gruppone WhatsApp che tutti noi, diciamo, datori di lavoro istituiamo insieme ai nostri collaboratori, questo loro strumento molto molto più raffinato che consente di coordinare, gestire, sviluppare le relazioni all'interno di gruppi di lavoro più o meno ampi. Si rivolge a tutte le organizzazioni perché, come ci dirà Manuele, lavorano sia per aziende che per associazioni che per l'amministrazione pubblica, e quindi a te la parola, hai 7 minuti per farci capire che cosa potremmo sviluppare insieme. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, non mi dilungo nel ringraziare tutti ovviamente. Parlo subito del nostro progetto. MyNet è un'azienda ed è un'azienda che ha come vocazione di trovare quel punto di incontro tra l'interesse che hanno le aziende nel comunicare delle cose ai loro dipendenti e i loro dipendenti che hanno voglia di sentirne o di dirne delle altre. MyNet, come vedete da questa slide, è un'app che si ritrova sugli store, oppure c'è un back office web per tutti i manager in azienda che devono andare a gestirla.
È uno strumento, come vedete da questa slide, che permette dal nostro punto di vista di aprire le porte alla vera risorsa di un'azienda, cioè le persone che la compongono, e ha delle skills molto ben definite in questa slide, cioè assume l'identità grafica dell'azienda che l'acquista, è già tutta normata l'atto GDPR, proprietà del dato, si può integrare con qualsiasi tipo di gestionale o software, è molto, molto semplice da utilizzare, l'abbiamo testata e migliorata e continuiamo a farlo. Come vedrete nelle prossime slide è suddivisa in funzionalità per moduli, quindi ogni azienda può attivare uno o più moduli, si basa su una piattaforma cloud ma viene anche installato on-premise sui server aziendali, permette l'analisi e offriamo noi tutto il supporto e l'assistenza ai vostri colleghi, quindi che non devono passare per l'ufficio HR o l'ufficio IT, ma chiamano direttamente noi, hanno delle chat e delle mail dirette. Qui una slide legata alla GDPR, una sulla personalizzazione, potete inserire il vostro logo, potete cambiare i colori, i font, per far sembrare ai vostri dipendenti sempre di più l'app della loro azienda. Deve essere personalizzata, deve andare incontro a quelle che sono le linee guida grafiche dell'azienda. Porta a tutta una serie di benefici che possiamo riassumere in questa slide: la diminuzione dei costi di lavoro, la team building, la digitalizzazione aziendale, rientro nell'industria 4.0, ottimizzazione delle comunicazioni, e ha degli impatti per chi lo fa anche ottimi lato bilancio sociale. I moduli si dividono in due macro categorie, vado molto veloce perché ho poco tempo. Vedete un video che parte sulla destra, quindi vi fa capire anche vivere l'esperienza che avrà voi o un vostro collega. Il modulo bacheca vi permette di condividere informazioni con logiche di cerchia di persone, magari solo a una sede o solo a una categoria in azienda. Il modulo chat e gallery, che è quello che hai citato prima, è uno dei 16 moduli ed è fondamentalmente un WhatsApp aziendale a norma di legge. Se il vostro DPO, responsabile della privacy, sa che usate per motivi lavorativi una chat su WhatsApp, gli vengono i capelli bianchi, forse gli cadono come a me. E Ticket e HR invece è un modulo che permette di fare quelle azioni molto più legate al mondo HR, cioè la richiesta di ferie, permessi e malattia, la validazione arriva in app, c'è più livelli di validazioni, si crea una chat tra le persone coinvolte durante una validazione se c'è qualcosa che non funziona, tipo non puoi prendere ferie quel giorno che sei l'unico con l'antincendio, devi prendere un altro giorno, si gestisce tutto tramite app. Se vogliamo, questo è un modulo che si collega col vostro gestionale di payroll e vi permette quindi di saltare tutta l'operatività di inserimento informazioni e dati all'interno del vostro gestionale. Ha anche un back office, come vedete qui, che vi permette di manageriare tutti i vostri dipendenti. E un altro modulo, il modulo cartellino, che vi permette di timbrare la presenza delle persone fisica con dei QR code all'interno della vostra azienda o in movimento con la geolocalizzazione. Una cosa molto simpatica per il vostro responsabile della sicurezza: il QR code è associato a uno spazio, noi sappiamo in tempo reale quali sono e chi sono le persone in quello spazio, e quindi per il vostro responsabile della sicurezza sicuramente è un qualcosa di più interessante rispetto a un timbracartellino normale. Il modulo armadietto è uno strumento di condivisione documentale dall'azienda verso i dipendenti, banalmente la busta paga che è ad personam, come con le logiche del gruppo, tutto l'ufficio commerciale ha qui i preventivi, i moduli dei contratti, la brochure aziendale, oppure a tutti i dipendenti potrebbe essere il modulo della privacy o tutti quei moduli che siete costretti a far leggere ai vostri colleghi. Ovviamente prevede la notifica di lettura da back office, quindi sapete se le persone le hanno lette. Potete inserire anche l'obbligo di firma grafometrica all'interno del documento, e c'è la possibilità anche di inserire un po' di documenti che i dipendenti possono inoltrare a voi, come la modifica dell'IBAN, la modifica della residenza o altre documentazioni che siete soliti gestire con loro. Il modulo formazione ovviamente non è una piattaforma di formazione, ma vi permette di gestire la formazione. Si ricorda la durata di validità di un corso, come potrebbe essere quella di un anno di un corso antincendio, lo ricorda sia al manager che al dipendente, e favorisce il comportamento virtuoso anche in questo senso, con feedback alla fine di un corso, questionari, condivisione della documentazione del corso.
Il modulo Booking è uno dei moduli che preferisco, ti permette di prenotare strumenti, mezzi, spazi aziendali, la sala riunione come invece un'auto, anche con la logica di permesso. Magari io posso avere il permesso di prenotare tutte le sale riunioni della mia azienda e qualcun altro invece solo alcune. Idem per i mezzi. Aziende lo usano anche per la gestione delle strumentazioni nei cantieri. Diciamo che è un modulo molto 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 interessante. Il modulo To-Do List permette la gestione della manutenzione ordinaria sui carroponti, sulle presse, sui mezzi e quindi favorisce chi deve andare a occuparsi di tutto questo. Il modulo Link Aziendali è uno dei moduli più intelligenti che ci siano mai venuti in testa, cioè dà l'accesso a qualsiasi altra vostra piattaforma, facendo diventare MyNet una piattaforma all-in-one, perché si ricorda la user e la password e mantiene le persone normalmente loggate su gestionali come potrebbero essere quello delle buste paghe o quello ERP aziendale o, non lo so, la gestione dei progetti che avete in azienda. Con questo finiamo i moduli interessanti per l'azienda, incominciamo con quelli interessanti per il dipendente, il modulo car sharing per andare in mobilità condivisa al lavoro e ritornare a casa, permette anche di generare dei progetti di team building lungo la strada tra i 3-4 diversi operai che prendono parte a questo viaggio. Modulo sondaggi, fondamentale, bellissimo e molto 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 efficace, perché avendo tutti quei moduli che interessano ai dipendenti come le buste paghe, le ferie, i permessi, avere una notifica push che vi permette con 3 clic di far compilare un questionario a un vostro collega, vi permette di ascoltarlo in maniera comoda, facile e immediata. Su aziende da 500 dipendenti raggiungiamo il 70-80% di media nelle prime 48 ore di feedback, tanto per dare alcuni dati. Banca delle ore è per la gestione della banca delle ore che molti ben conoscono, progetti aziendali e per attività benefiche delle aziende che possono fare raccolta fondi o condivisione dei progetti che hanno nel mondo della beneficenza con tutte le loro risorse. L'ultimo è il modulo gamification, che è un algoritmo di intelligenza artificiale che domina tutta l'app e che va a premiare i comportamenti e le azioni dei vostri colleghi. Io do un passaggio al mio collega Paolo, io mi becco 10 punti, Paolo se ne becca 5. Chi compila il questionario nelle prime 24 ore si becca 10 punti, dopo 5 punti. Dinamiche di questo tipo. Abbiamo degli altri moduli in uscita che sono il modulo per la gestione dei turni, l'habitus per lo stress correlato del lavoro, il modulo gratification per un miglioramento del clima lavorativo, però non vi dico di quello che, non vi parlo tanto di quello che sarà, ma vi dico ancora qualcosa di quello che è. È un'app che ormai sostiene 12... Lo diremo nelle chat room perché siamo ai 7 minuti. Ci sono domande? Abbiamo 3 minuti per fare già qui in questa sede delle domande. E nel frattempo Lorenzo vi manda il form per iscrivervi alle diverse room. Ok, allora hai vinto questi 3 minuti ulteriori per presentarci le altre cose. Ah, ok. Sì, ci tenevo a dirvi che molte aziende l'hanno utilizzato per la gestione dell'emergenza coronavirus, mandando tipo un sondaggio ogni mattina per sapere se la gente aveva più di 37,5 di febbre. Molti utenti ormai per lo più sono in Italia, sono più di 12.000, siamo già presenti in diversi stati esteri con dei clienti italiani, la piattaforma è già multilingua, siamo presenti in qualsiasi settore merceologico e in quasi tutte le regioni da Roma verso nord. E per darvi un'idea dei costi, un'azienda da 500 dipendenti con 3 moduli attivi va a pagare 6.000 euro di kick-off iniziale che poi non paga più tutta la vita, di personalizzazione, di impostazione, e poi si aggira intorno ai 300 euro al mese di pagamento del software as a service. Se invece parliamo di un'azienda da 200 dipendenti con 2 moduli, paga 4.000 euro di kick-off e circa 120 euro al mese di fee, che comprende l'aggiornamento dell'app, la manutenzione, esce l'iPhone rotondo e noi facciamo l'app che si vede bene nell'iPhone rotondo, e ovviamente qualsiasi tipo di assistenza e servizio come la personalizzazione. Noi personalizziamo tutte le nostre app a richiesta ovviamente dei nostri clienti, ed è uno dei più grandi valori aggiunti di MyNet, cioè la volontà di continuare ad affrontare nuove sfide insieme ai nostri clienti e poi dopo le rimettiamo sempre a disposizione di tutti gli altri, anche gli sviluppi che facciamo con i singoli. Grazie mille Manuele, perfetto coi tempi.
Teniamo quindi questa regola di iscriverci tramite il form che ci ha dato Lorenzo, oppure potete alzare la mano alla fine della presentazione. Quindi adesso Lorenzo prenderà nota di eventuali mani alzate in modo da mettervi poi alla fine delle presentazioni nella room di Emanuele Ceschia di MyNet per approfondire e conoscere meglio il suo, insomma, la sua startup innovativa e in particolare queste opportunità. Chiedo adesso a Andrea Petronio di condividere la sua presentazione, lo saluto di nuovo. Buongiorno. Ciao Andrea. E andiamo a parlare di qualcosa di abbastanza diverso, che però passa sempre attraverso, in gran parte attraverso soluzioni digitali e informatiche. Feature Jam è una startup innovativa che si occupa di intelligenza artificiale, machine learning e wearable devices. Quindi è un estrattore, ci siamo detti che è un estrattore di valore dai dati. Prima di tutto cercare di capire che dati abbiamo, che valore possono avere e poi insieme a Feature Jam capire come possiamo estrarne valore. Spiegacelo in questi 7 minuti. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie della bella introduzione. Sì, siamo una startup che è nata qualche anno fa per implementare quello che ha appena introdotto la Lidia. Allora, cosa facciamo? Appunto, noi cerchiamo di creare valore da dei dati. In particolare stiamo sviluppando un prodotto e i servizi correlati che sono associati a un dispositivo wearable che porta con sé degli algoritmi di intelligenza artificiale con una sua piattaforma IoT per applicazioni specifiche dello smart health. A parte questo, svolgiamo anche attività di consulenza e sviluppo custom, appunto di algoritmi machine learning e intelligenza artificiali per applicazioni nel campo, diciamo, industriale, e ci è capitato di lavorare anche nel campo assicurativo. Allora, chi siamo? Siamo, diciamo, tra i fondatori, dipendenti e collaboratori, siamo tutti persone di estrazione, diciamo, tecnico-scientifica, siamo tutti, abbiamo delle lauree in ingegneria e materie scientifiche. Qualcuno di noi è anche stato è tuttora, diciamo, imprenditore. Allora, perché lo smart health? Siamo partiti con un'idea di sviluppare un wearable per il monitoraggio delle persone che hanno, diciamo, delle difficoltà in quanto portatori di patologie di tipo cronico. In Italia questi soggetti sono circa 8 milioni e mezzo. Nello specifico stiamo lavorando ad applicazioni che dovrebbero aiutare le persone con patologie neurologiche tipo Parkinson e esiti da PIA e persone con decadimento cognitivo. Questo tipo di servizio si inserisce bene nella cosiddetta telemedicina e teleassistenza che sta avendo, diciamo, si sta riscoprendo e sta prendendo sempre più importanza in tutti i tavoli anche istituzionali a seguito dell'emergenza Covid. Infatti sarebbe molto importante riuscire sempre di più a tenere le persone a casa propria e cercare di fare meno ospedalizzazioni possibili. Allora, in linea di massima il nostro sistema si compone di un dispositivo wearable che rileva, diciamo, dei pattern di movimento, li trasmette ad una piattaforma in cloud, ma può anche eseguire, diciamo, delle elaborazioni direttamente sul dispositivo, e per fornire delle indicazioni e degli allarmi ai cosiddetti caregiver, personale sanitario o anche interponendo un'azienda di teleassistenza. Il nostro, diciamo, prototipo già che è una buona, cioè è un prototipo sufficientemente avanzato, insomma, a questo punto, dispone di una piattaforma IoT orizzontale, diciamo, a cui si possono essere collegati dei dispositivi elettronici che abbiamo sviluppato noi per delle applicazioni smart health molto verticali. Infatti andiamo a risolvere il problema della detection delle cadute nelle persone anziane,
la diciamo, quantificazione dei movimenti caratteristici delle persone affette da Parkinson ai fini di fornire dei dati aggregati quantitativi ai neurologi che così possono aggiustare le terapie. E l'ultima applicazione a cui stiamo lavorando è la detection in tempo reale di eventi tipo ictus direttamente a domicilio. Allora, però questa struttura a cui stiamo lavorando in realtà diciamo, può essere interpretata in maniera più generale nel seguente schema. Noi stiamo cercando di trasferire un certo know-how che in questo caso specifico viene dall'ambiente, dal personale medico, rilevando dei dati, creiamo dei database da cui riusciamo a sintetizzare degli algoritmi di intelligenza artificiale per dare degli output che nel caso dello smart health è aiutare la persona. Questo stesso tipo di impianto, diciamo, teorico si può abbinare, si può coniugare nel caso industriale, dove per esempio possiamo andare a monitorare lo stato di un impianto, di un macchinario nello specifico, no? Per la cosiddetta predictive maintenance o la detection di certi guasti. Allora, il settore dove noi potremmo attivare delle collaborazioni prevede in questo schema appunto dalla creazione dei dispositivi che possono andare a registrare particolari segnali, la creazione del database di intelligenza artificiale. La cosa importante che mi piace sottolineare del nostro approccio, stiamo cercando di realizzarlo in particolare con un paio di aziende del tessuto, diciamo, industriale triestino al momento, è quello in cui cerchiamo di preservare il cosiddetto know-how delle aziende, in cui ci sia una condivisione sia delle conoscenze specifiche dell'azienda e anche dei dati stessi. Attualmente quello che abbiamo rilevato nel mercato è che le soluzioni esistenti cercano di tenersi i dati per sé, che di fatto sono la rappresentazione numerica dell'esperienza e della conoscenza delle aziende stesse. Siccome pensiamo che il know-how e i dati possano rappresentare il vantaggio competitivo per le PMI italiane, vorremmo attivare delle collaborazioni in maniera tale, in ottica open innovation, cioè in cui anche l'azienda stessa riesca a sfruttare gli stessi dati che genera nel corso del tempo. Grazie Andrea. Ci sono domande in chat per Feature Jam, che è stato perfetto nella gestione dei tempi? Ho cercato di sì. E devo dire che questo passaggio finale è veramente importante perché consente alle imprese di superare magari quelle remore che ci sono nell'open innovation, sapendo che con la vostra tecnologia mette in comune ma anche mantiene la titolarità o comunque il controllo sul proprio patrimonio dati. Vedo che c'è un po' di timidezza nelle domande, ce n'è una che vale un po' per tutti e magari te la rivolgo. Perché esattamente un'azienda dovrebbe rivolgersi a voi e soprattutto che benefici quantitativi ha? Beh, allora, appunto, uno degli aspetti critici è, diciamo, acquisire la fiducia, insomma, delle aziende, appunto con le PMI con cui abbiamo parlato, il discorso della condivisione dei dati non è sentita e piace questa possibilità di sviluppare un prodotto, un servizio in maniera sinergica, diciamo, no? Anziché prenderla off shelf dal mercato ed essere sostanzialmente dei clienti, nel senso che in quest'ottica il Regalerebbero i nostro dati. servizio va ad aggiungere valore. Ho perso la domanda, credo.
No, dicevo che in questo senso possono ottimizzare l'utilizzo dei dati. Sì, esatto. Cioè, aiutiamo a creare valore per l'azienda stessa dai dati che loro generano e di fatto preserviamo il know-how aziendale. Abbiamo una domanda. I settori di applicazione non sono solo smart health, ma anche settore di produzione industriale, esempio meccanica? Sì, l'azienda a cui mi riferivo è un'azienda che fa manutenzione e riparazione di motori. Sì, stiamo cercando di, diciamo, trovare un accordo per sviluppare un sistema di predictive maintenance in cui il valore aggiunto è proprio, diciamo, l'esperienza dell'azienda stessa. E quindi il modo in cui andiamo a trattare i dati, il tipo di dati, il tipo di guasti, è qualcosa che nasce proprio dal know-how dell'azienda stessa. Grazie. Prego, se volevi completare il concetto. Scusa, ti ho interrotto? Sì, no, abbiamo visto delle soluzioni già pronte nel mercato, ma queste semplicemente prevedono l'installazione del sistema e l'utilizzo di dati, cioè di algoritmi già creati dal fornitore del dispositivo, che ha anche modo di arricchire il suo database con i nuovi dati provenienti da questo nuovo cliente, per esempio. In questo caso invece l'azienda potrebbe fornire un servizio che nasce proprio dalla sua esperienza, senza metterlo poi in un calderone che va a vantaggio magari anche dei competitor, insomma. Grazie Andrea Petronio e per questo, diciamo, chiarimento anche su quanto è vasto l'ambito di applicazione di FeatureGem, così come anche di MyNet. Io chiederei nel frattempo che Sincero anche se è riuscito a collegarsi il rappresentante di AGA 4.0, chiedo a Lorenzo se può ancora dare delle istruzioni per l'iscrizione delle room e nel frattempo discondividere le slide da parte di Andrea. Volentieri. Sì, per suddividervi nelle room, se volete parlare in privato, insomma comunque in una stanza privata con le 3 startup di oggi, avrei bisogno di suddividervi e capire le vostre preferenze. Per farlo è in realtà molto semplice. Se andate nel tasto partecipanti, in basso rispetto allo schermo, vedete la lista di tutti quanti i partecipanti. Alla fine della lista vedrete anche dei pulsanti, sì, no, in verde, in rosso e quant'altro. Vi farei una semplice domanda, una alla volta, per capirci chi vorrebbe, ad esempio, andare a parlare con MyNet. Se adesso mette il tasto sì, clicca sul tasto sì, io riesco già a capire chi sono queste persone e man mano inizio a suddividervi. Poi alla fine della presentazione avrete tempo per poter parlare, insomma, con calma con ogni singola startup. Quindi ditemi pure, cliccate il tasto sì se volete partecipare ad esempio alla room con MyNet e inizierò a suddividervi. Poi quando finiremo la prima schermatura con MyNet lo facciamo con AGA e con FeatureGem anche. Ad esempio Elia Merziliak ha già risposto e man mano che arrivano le risposte vi metterò dentro. Ottimo. Devo dire che anche questa soluzione, diciamo, tecnica è stata un po' un esperimento, ma mi sembra che stia funzionando. Io chiedo se abbiamo conferma che è riuscito a raggiungerci. Sì, ci ha raggiunto tramite telefono. Ah, eccoci, iPhone, perfetto. Prego. Do la parola a Giampaolo Droli di AGA 4.0 che ci sta seguendo con qualche difficoltà iniziale, ma vedo che dall'iPhone è connesso. Gli chiedo proprio come presentazione, diciamo, di quale può essere il vantaggio delle innovazioni che AGA è stata in grado di sviluppare come startup innovativa per un'azienda del nostro territorio. Buon pomeriggio, sì. Giampaolo. Buongiorno, ciao a tutti. Mi sentite intanto? Sì.
ti sentiamo e ti diamo 7 minuti per farci capire come possiamo avvantaggiarci di questa capacità sviluppata nel settore dell'energia elettrica e termica. Intanto mi scuso del luogo del collegamento perché sono qua in una boscaglia e sono invaso dalle zanzare, per cui non spaventatevi se ogni tanto sentite uno sciac, no? Si tratta di una zanzara in meno, in pratica. E dunque AGA è una società startup innovativa a vocazione sociale che è nata per dare il massimo sviluppo possibile alle energie rinnovabili e soprattutto parliamo di geotermia. Noi cerchiamo di interpretare e di mettere in opera le più moderne tecnologie per produrre l'energia sia elettrica sia energia termica, per cui il caldo e il freddo ad uso di ambienti industriali, di grosse strutture, di grandi negozi, di attività e impianti sportivi, alberghieri, ospedalieri, eccetera. Quindi adesso, senza stare a tediarvi su ulteriori dettagli e per essere più breve possibile e cercare di andare incontro anche a quello che potrebbe essere il vostro interesse, noi siamo molto proiettati verso lo studio di nuove tecnologie che possano produrre energie rinnovabili, soprattutto caldo-freddo, caldo-freddo quindi verde, dall'energia geotermica, quindi tirando fuori dalla terra l'acqua calda e mandandola dentro degli impianti per produrre appunto l'energia. Allora, la nostra proposta è quella, è duplice in un certo senso, ossia noi abbiamo una forte connotazione ambientale. Voi capite che soprattutto dopo il virus è estremamente importante cercare di dare il massimo accento, il massimo sviluppo a tutto ciò che può preservare la natura, quindi evitare l'inquinamento, evitare la CO2, evitare le emissioni di gas serra e il tutto per preservare ovviamente nostra madre terra. Questo è il nostro orientamento da sempre. Io faccio l'idrogeologo, mi occupo di acqua ed è la mia missione ormai da 30 anni. Ho l'ufficio a Udine, però lavoriamo in tutta Italia, diciamo, e soprattutto nord Italia, centro e ovviamente all'estero, laddove ci chiamano per interventi, diciamo, abbastanza che valgono la pena, ecco, diciamola così. Quindi interventi complessi in cui ci sono problematiche anche molto delicate da risolvere, sia ambientali che idriche. Allora, la nostra connotazione è quella di startup innovativa a vocazione sociale proprio perché diamo una mano all'ambiente, in poche parole. Diamo una grossa mano a sviluppare tecniche non inquinanti, non invasive, tecniche ambientalmente molto virtuose. Allora, la nostra domanda è, poi chiaramente io vi lascio un numero, potete chiamarmi quando volete o se la stessa coordinatrice dell'incontro può lasciare il materiale relativo ai nostri recapiti. Comunque io ho il 337 532 202 e siamo reperibili dovunque. Mi chiamo Giampaolo Droli e su Google potete vedere e raggiungerci. La domanda è duplice, dicevo. 1. C'è qualcuno di voi interessato sia dal lato impiantistico che dal lato software a sviluppare novità e nuove tecniche riguardanti la produzione di energia caldo-freddo tramite macchinari, tramite software, tramite app di ottimizzazione impiantistica, tramite qualunque idea è ben accetta, perché in questo campo c'è molto da fare e da inventare. Quindi io vi lancio così una proposta, una sfida da fare assieme, da vincere assieme, su studiare e scoprire nuove tecniche per produrre il caldo e il freddo, il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento degli ambienti, tutto quello che può venire in mente. Ecco, a chi è
diciamo, portato per questo ambito. La seconda cosa è capire se c'è qualcuno che può essere interessato a sviluppare in questo tema delle energie rinnovabili una fitta attività in regione Friuli Venezia Giulia. Ossia, la mia idea, la mia proposta è quella di mettersi assieme altre start-up, ma anche non start-up, anche società normali che siano interessate alla produzione di energie rinnovabili sia elettriche che termiche, farne una sorta di parco, farne una sorta di organizzazione che raggruppi società private che possono dare il loro contributo, caratterizzate da velocità, praticità, inserimento nel mercato profondo e anche un po' di intuito nel saper cogliere dove andrà il mercato. Queste sono le mie due proposte. Grazie Giampaolo. Se Prego. ci sono domande in chat, le vediamo un attimo. In questo momento io non ho delle domande specifiche, ma direi che in poco tempo hai veramente messo in luce quali possono essere gli ambiti di collaborazione e le vostre expertise. Aspetto ancora a vedere se ci arrivano delle richieste di approfondimento. Altrimenti io direi che siamo perfettamente in linea con il tempo che ci siamo dati per questa prima presentazione. Come sessione plenaria io vi rinvio domani, sempre alle ore 17, per la presentazione di 3 ulteriori startup innovative, LIM, Mobile Bridge e Sky Proxima. L'incontro sarà moderato da Enrico Puscedu, che saluto, del Polo Tecnologico di Pordenone, che è qui con noi questo pomeriggio. E quindi, chiudendo questa sessione plenaria, vi rinvio alle room a cui vi siete iscritti per gli approfondimenti con le 3 startup che abbiamo presentato oggi, che ricordo sono AGA 4.0, Feature Gem e MyNet. Avete già ricevuto qualche approfondimento all'atto dell'iscrizione, ma chiaramente Agenzia, insieme a tutti i partner di TEDI, Polo Innovazione Pordenone, Friuli Innovazione o Unicorn Trainer Club, e aggiungerei tutti i cluster della regione, sono a disposizione per darvi altre informazioni. Quindi vi saluto e vi rinvio alle room di approfondimento con le 3 startup. E a domani per il proseguo della settimana delle startup. Apro le rooms. Grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Saluti.